Buongiorno, buon lunedì, inizia una nuova settimana insieme con Pro Siciliano Live. Spero sia andato benissimo il vostro weekend. Intanto noi ci prepariamo a vivere una settimana ricca di storie da raccontare. Spero che nel fine settimana abbiate avuto il tempo di fare un po' di shopping, di visitare anche il nostro portale, il nostro e-commerce www.iocomprosiciliano.com. Se non l'avete ancora fatto, anche oggi può essere il giorno giusto per questo. Ma la storia che vi racconteremo quest'oggi sarà un po' come un viaggio nel tempo, un viaggio nei luoghi, anche fino alle stelle, e non sto esagerando. Diamo subito il benvenuto a Libero Reina. Libero, ben all'interno di Io Compro Siciliano Live. Salve, salve, benvenuti qui da me, insomma, al Teatro Andromeda. Insomma, sono nel mio studio e sono molto felice di essere qui con voi. Allora, quindi siamo proprio all'interno del Teatro Andromeda, siamo a Santo Stefano Quisquina, quindi siamo in provincia di Agrigento, e tu hai preso un'eredità molto importante. Sì, diciamo che la stiamo proseguendo assieme. Io ho semplicemente iniziato a custodire il lavoro che mio padre da scultore ha iniziato più di 30 anni fa. Mio padre Papa si chiama Lorenzo? Lorenzo Reina, esatto. Ha iniziato a costruire quest'opera più di 30 anni fa e adesso assieme a me, mio fratello, assieme a lui comunque continuiamo e portiamo avanti quello che ha creato e sta continuando a creare. La storia di tuo papà è una storia bellissima, della quale spero voi figli possiate andare orgogliosi, perché è la storia di un pastore e di un artista, di chi ha sentito dentro di sé, no? Questo richiamo dell'arte. Tu sei anche un musicista, quindi puoi capire perfettamente che cosa significa in un campo diverso, attraverso la scultura, la creazione non di note ma di forme. Tuo padre sentiva questa spinta proprio verso l'arte, ha anche iniziato a portarla avanti, ma poi ha dovuto dedicarsi proprio a quello che era il lavoro di famiglia, no? E quindi dedicarsi all'allevamento, a quello che aveva caratterizzato anche la vita di suo padre. Poi però è riuscito in un'impresa eccezionale: mettere insieme nei luoghi della sua famiglia e del lavoro a cui era stato un po' destinato dalla nascita, mettere lì quella che è il suo estro artistico. Esattamente, esattamente. È stato un lavoro alchemico, è stato un lavoro sicuramente lungo e sicuramente anche inaspettato, perché quella che sicuramente credo pensasse come una porta chiusa, cioè nel senso io voglio fare lo scultore, io voglio visitare il mondo, voglio viaggiare, però tutto questo si scontrava poi con le pecore, con comunque il ruolo che un attimo mio nonno gli aveva imposto, perché comunque c'era tanto lavoro da fare, c'è sempre tanto lavoro da fare in campagna con la campagna. Quindi alla fine scoprire che diciamo questo lavoro alchemico, possiamo dire, cioè nel senso il suo dover restare con la natura e il dover restare comunque bloccato, diciamo qui, lo ha portato ad esplodere più, secondo me, di quanto avesse mai potuto fare da un'altra parte. E quindi è venuto fuori così questo teatro. Noi abbiamo delle immagini che secondo me possono aiutarci veramente a calarci nella realtà del Teatro Andromeda. Vediamoli insieme ai nostri amici che stanno seguendo questo appuntamento di Io Compro Siciliano Live.
qualcosa che lascia a bocca aperta, senza parole. In tanti magari staranno vedendo queste immagini per la prima volta e si stanno chiedendo innanzitutto, si può visitare questo luogo libero? Allora, in questo momento siamo chiusi, riapriremo il 21 marzo, ma dal 21 marzo sì, semplicemente inviando un messaggio sulla nostra pagina Facebook ufficiale chiedendo di visitare. E questo già è qualcosa di meraviglioso. Ma sicuramente tu avrai avuto modo negli anni di parlare con tuo papà e di dire: ma la prima volta che hai messo quella pietra lì, che cosa hai pensato? Immaginavi già che ci fosse tutto disegnato per fare un teatro che avrebbe avuto queste forme, queste dimensioni, o è stato un divenire? Perché poi abbiamo visto anche immagini di decenni fa, non è neanche semplicissimo oggi arrivare fin lassù. Immagino spostare questi grandi massi e poter veramente rendere quella perfezione, quelle simmetrie e quelle corrispondenze astrali delle quali parleremo anche fra poco. Allora, che tu ci credo o meno, tutti i massi sono sempre stati lì, nel senso nella zona. Questa è una montagna, diciamo, una zona ricca di pietre. Quindi, diciamo, sì, c'è stato un lavoro di raccolta, ma non da chilometri. Tutta la pietra di cui è costruito il teatro è, quantomeno le mura, è locale, quindi è totalmente, proviene da questa zona. Sì, lui non solo quando ha appoggiato la prima pietra aveva già l'idea di ciò che sarebbe venuto fuori, ma prima ancora, cioè nel senso quando lui portava lì a pascolare le pecore e decise che lì sarebbe sorto il suo teatro, già aveva tutto, diciamo, bene in mente. Poi è chiaro che alcune cose cambiano, ma diciamo che il teatro, come potete vedere da alcune foto anche un po' meno recenti, è sempre stato così cambiando, cioè c'è sempre stata quell'idea architettonica, cioè quegli spazi così definiti, la scena, la platea, però diciamo è sempre cambiato perché ancora non è finito. Mio padre mi dice sempre che fino al suo ultimo giorno di vita vuole essere lì a mettere ancora una pietra. Ah, quindi è la sua missione di vita questo teatro. Esattamente, esattamente, ma non può essere altrimenti, cioè, è davvero un'opera così grande, io ti giuro, io vivo qui e ancora non c'è un giorno in cui il teatro è uguale all'altro, cioè ogni tramonto è diverso, ogni mattina è diversa. Io stesso continuo ad emozionarmi e davvero, credimi, per me non è mai lo stesso, è sempre Ma qualcosa vi di nuovo. portava piccolini a farvi vedere i vari passi dell'evoluzione, vi ha coinvolti o era un lavoro suo e poi quando siete diventati grandi allora lì vi ha chiamati a raccolta? Allora sì, perché comunque il teatro è iniziato a costruirlo a metà degli anni 80, io sono nato a metà degli anni 90 e quindi per me, diciamo, è sempre stato un posto, andiamo a giocare al teatro, cioè nel senso era un Ok. luogo, era uno spazio libero, vuoto, dove boh, potersi un attimo esprimere da bambini. Poi crescendo, chiaramente c'è stato bisogno un attimo anche di andare a raccogliere proprio qualche pietra per aiutarlo un attimo a costruire delle fondamenta, a costruire delle varie cose. Lì sì, ci siamo messi all'opera, ma diciamo che adesso tutto il lavoro che andiamo a svolgere io e mio fratello è semplicemente di gestione degli spazi, perché comunque il teatro non è solo il teatro, è all'interno della nostra fattoria, quindi è diciamo tutto un ecosistema che funziona. Abbiamo gli asini, abbiamo le galline, abbiamo i nostri orti, i nostri frutteti, è qualcosa che adesso diciamo si è costruito in parallelo con il teatro e ci permette di vivere in maniera davvero sostenibile e in mezzo alla natura. Tra l'altro c'è ormai una grande attenzione nei confronti del teatro. Andromeda è stato presentato alla 16ª edizione della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Si sa, ormai è uno fra i teatri all'aperto più alti al mondo proprio per la posizione in cui si colloca. Quindi rispetto Sì, a quando papà ha iniziato, oggi
immagino siano in tanti quando tu ti presenti e dici sono il figlio di Lorenzo, sono Libero Reina, la mia famiglia è quella del Teatro Andromeda, ci sarà qualcuno che ti dirà wow, ma è quella, io ho visto dei video su internet, ho visto qualcosa, oggi questo c'è, accade. Questo accade ed accade in maniera anche molto sorprendente perché non me l'aspetto. Comunque mi capita anche quando sono in giro per musica. L'ultima volta è accaduto a Bologna, per esempio, quando una ragazza che proveniva dalla Finlandia, parlando un attimo, tipo gli faccio vedere una foto del teatro. Ah no, ma io questo posto lo conosco, voglio venire a visitarlo. E quindi è qualcosa di davvero assurdo, è inaspettato, nessuno di noi realmente si aspettava qualcosa del genere. Mio padre ha costruito il teatro non per questo, non l'ha costruito semplicemente perché era in grado di farlo e voleva farlo. Fine. Tutto quello che è accaduto dopo è davvero qualcosa di inaspettato e ringraziamo sempre, siamo sempre grati per tutto questo. Noi diciamo il Teatro Andromeda, possiamo spiegare anche perché si chiama così. Esatto, allora sì, perché i posti a sedere non sono messi in ordine casuale, ma Anche se a vederli rispecchiano, sì, sembrano anche, posizionati in posti strani, perché uno dice aspetta, come esatto. sono messi? Un po' di qua, un po' di là, non è la classica linea retta con lo stesso numero di posti uno dietro all'altro, come accade sia nei teatri all'aperto che in quelli al chiuso normalmente. Mhm. Sì, Ma non è esattamente casuale come perché non sembra. è casuale come sembra, proprio perché sono 108 posti, 108 stelle che rappresentano la costellazione di Andromeda. Quindi è tutto il quadro astrale perfettamente riportato in terra, centimetro e metro per metro. Tuo papà è sicuramente un visionario ed è bellissimo che voi stiate raccogliendo questo suo messaggio. Ma qual è il futuro, secondo te, secondo voi, del Teatro Andromeda? È una domanda davvero, davvero grande e a cui non so dare una risposta, so solo dirti che davvero io e mio fratello custodiremo gelosamente quello che ha fatto, cioè nel senso, e sicuramente eh, cercheremo di dare il meglio. Cioè, un'opera del genere non ha bisogno di essere ingrandita, di essere migliorata, ha semplicemente bisogno di essere custodita ed apprezzata in modo, diciamo, rispettoso e in silenzio. Quindi sicuramente non vedo grandi masse, vedo persone che vengono a visitarlo e si godono il silenzio, si godono lo spazio. Quindi un attimo si rimettono con il mondo, magari. Ma quindi è una scultura oppure, lo dico a te che sei un musicista, può diventare luogo dove esprimere anche altre forme d'arte, ovviamente con il rispetto di quelli che sono gli spazi e magari per pochissimi alla volta, ovviamente. Entrambe le cose, possiamo chiamarla archiscultura. La cosa è che il teatro ha già ospitato anche vari concerti. Abbiamo avuto lo scorso anno il concerto di Marco Mengoni, abbiamo avuto tanti altri Ma concerti, è non stato meno Marco importanti Mengoni che a altri. cercare voi o voi a cercare Mengoni? No, è stato lui a cercarci, noi non ce lo aspettavamo. Cioè voi È avete stato... ricevuto questa chiamata e avete detto no vabbè è una bufala, cos'è? Esatto, nessuno di noi se lo aspettava e quindi vive il teatro, vive di altre arti, ma sicuramente il teatro basta a se stesso, il teatro non ha bisogno dello spettacolo teatrale, dello spettacolo di musica, se c'è è un valore aggiunto, ma sicuramente molte persone che vengono a visitarlo mi dicono che comunque lo spettacolo che può essere il tramonto basta già a sé perché è qualcosa di unico, è qualcosa che alla fine riesce davvero a soddisfare la vista e tutti i sensi, semplicemente essendo Immagino in anche qua silenzio. dentro soprattutto perché ti prende in mille modi. Chiedo a Paolo Gatto se possiamo anche vedere qualche messaggio che ci arriva nel corso di questa diretta, come sempre sono tantissimi gli amici di Io Compro Siciliano Live che ci seguono, come Luca Leonardi che
salutiamo John Blandi che ci segue da New York e manda un saluto a tutti quanti, auguro un buon principio di settimana. Ancora Luca dice bellissimo questo teatro stupendo, ci sono stato tanti anni fa, vedi che Luca così avanti. Mauro Todaro dice conosciuto al Teatro Garibaldi di Enna e felicemente ritrovato al Teatro Andromeda. Grande artista ed eccezionale entusiasmo, passione e determinazione. Uso il gancio di Mauro Todaro per parlare un po' anche di te, Libero. Che musica suoni? Allora, io fondamentalmente suono vari strumenti, suono davvero tanto, dal piano alla chitarra alla voce, al mandolino, Così, come se nulla l'armonica, fosse, su giù. ok. Scrivo e suono le mie canzoni, ma diciamo che parto da una base che sono un po' le mie radici, cioè etniche e folk, le faccio un po' poi sbocciare nell'elettropop nel 2020, nel 2021, diciamo. È un misto. Sicuramente qualcosa che mi rappresenta in toto. E vai mai tipo a pensare, a suonare, a provare qualcosa su fino al teatro? Per suonare al teatro c'è bisogno di davvero mettersi un attimo, concentrarsi, perché fare qualcosa lì vuol dire andare a fare qualcosa ad hoc per il teatro. No, no, ma tu anche da solo, immaginavo te in un momento tuo di prova, di composizione. Quello sicuramente a livello compositivo capisci bene che è qualcosa È di una fonte di grandioso. ispirazione meravigliosa. Quasi tutto l'ultimo album che si intitola Nove Terre è ispirato dalle mie terre, appunto, e dal Teatro Andromeda. Infatti ti Sì. immaginavo già, no? Immerso lì, wow, è un grandissimo, avete un'esclusiva anche, cioè da artista avere un luogo del genere, cioè, capito? Penso a chi stava a guardare un Ermocolle per scrivere poesie, tu c'hai qua tutto il mondo davanti a te. Mi davanti sento ai tuoi occhi. fortunatissimo per questo, ti giuro, mi sento fortunatissimo, lo so. È veramente un capolavoro. Io sono molto felice di questo appuntamento di quest'oggi. Vi abbiamo potuto far vedere queste immagini. Nel frattempo sono tanti i messaggi che continuano ad arrivare come complimenti di Nicola Scontini e qui c'è veramente voglia. Ecco, questo è uno di quei momenti in cui dici voglio veramente poter tornare a girare la mia terra, in questo caso lo dico da siciliana, e allora lì nelle liste di cose da fare il Teatro Andromeda, Santo Stefano di Quispina diventa veramente una delle prime tappe, una di quelle situazioni imperdibili. Ma siete anche voi a fare visitare il luogo? Sì, la visita diciamo che è autonoma, quindi noi diamo una guida cartacea, diamo anche il nostro bicchiere perché siamo plastic free, quindi all'interno dell'azienda non va usata e lasciata assolutamente plastica, quindi anche l'acqua che trovate, che offriamo, no? Un attimo oppure con le tisane, diciamo che fondamentalmente nulla va gettato e sprecato. E poi diciamo che o trovate me o sempre qualcun altro al teatro per qualche domanda, diciamo. C'è sempre modo di consultarsi con voi. Sì. E invece Luca Leonardi vuole sapere il tuo di futuro. Il mio, il mio di futuro è sicuramente legato a questi luoghi, ma è sicuramente legato anche alla musica. Come mio padre, sicuramente vorrò continuare ciò che ha fatto suo padre, ma anche parallelamente riuscire a dare voce a ciò che sento dentro io. È bellissimo tutto questo. Libero, io ti ringrazio per essere stato qui con noi quest'oggi. Libero Reina, ma non solo Libero, Papa Lorenzo, tutta la famiglia che sta portando avanti questo bellissimo progetto. Quello che possiamo fare per ora, in attesa della riapertura del teatro, è cercare e vedere. Avete un sito dove possiamo vedere qualcosa? Sì, www.teatroandromeda.it. Ecco, e così andiamo Sì. lì e ci riempiamo gli occhi di queste immagini meravigliose. Mhm. Grazie Libero Reina per essere stato con noi a raccontarci Grazie il Teatro mille. Andromeda. Grazie mille a voi, è stato davvero un piacere. Grazie. Noi prima di salutarci, un sito ve lo ricordo io, www.iocomprosiciliano.com, il più grande marketplace di tutto ciò che riguarda il Made in Sicily. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani sempre a mezzogiorno con una nuova puntata di Io Compro Siciliano Live. Ciao!